Buongiorno a tutti ragazzi, domani le previsioni meteo dicono che sarà un sabato veramente sereno. In effetti sarà una giornata, diciamo per la prima metà serena, poi nel pomeriggio ragazzi sarà un po' nuvolosa. In effetti già ricordiamo che domenica sera sembra che il tempo cambierà, quindi in effetti grazie all'uragano, se vi ricordate quello lì che deve arrivare Umberto, bel tempo in effetti, quindi diciamo che su tutta l'Italia, Sicilia e Sardegna compresa sarà bel tempo. Poi nel pomeriggio si potrebbe annuvolare, quindi nulla di che. In effetti forse la sera potrà piovere in Liguria e in Piemonte, diciamo al confine con la Francia. Nelle altre regioni del nord, ragazzi, il cielo sarà coperto, ma non dovrebbe piovere, quindi nuvoloso. Anche a Roma sarà una bella giornata. La situazione di Umberto è che dovrebbe arrivare, diciamo, la sua perturbazione anche in Italia, in effetti. Però da domenica sera in poi, diciamo. Ciao Iva. Quindi diciamo che domani sarà una bella giornata, ragazzi, un po' dappertutto. Verso la sera potrà essere nuvoloso con qualche pioggia sulla Liguria e in Piemonte, poi sul resto dell'Italia, ragazzi, sarà massimo nuvoloso. Poi da domenica in poi, con l'arrivo di questo uragano Umberto, le cose diciamo potrebbero peggiorare. In effetti si prospetta che avrà un'azione diretta su tutta l'Italia, in effetti, quindi non sappiamo ancora la sua vera direzione. In effetti la proiezione per isole britanniche, però potrebbe anche cambiare traiettoria, colpire o la Spagna, Portogallo oppure diciamo la Francia, quindi il lato della Francia, quindi è ancora tutto da vedere, quindi diciamo che per adesso non. Sì, sì, guarda, pure qui oggi il tempo ci sta sole, nuvoloso, la temperatura si è abbassata, credo un po' dappertutto, perché ho visto che tante persone stanno commentando che è vero che non sta piovendo oppure no, ma pure in Sicilia hanno detto che mi hanno scritto più o meno che faceva fresco. Ciao Vivera, buongiorno. Quindi in effetti un po' dappertutto in Italia le temperature sono abbassate, quindi si sta rinfrescando un po', diciamo, la situazione. Quindi diciamo che per domani la giornata sarà tranquilla, poi in serata un po' di pioggia forse. Va bene. Ciao avvocatella. Poi in serata su Liguria e Piemonte forse pioverà. Sul resto, diciamo, dell'Italia sarà bel tempo, quindi no, non è che in effetti questo uragano in effetti è categoria 3. Ora sta, dopo aver toccato le Bermude e le Bahamas, sta sull'oceano e quindi sta in direzione dell'Europa. Adesso purtroppo, mentre ci vuole ancora un po' di tempo, mentre non passa tutto l'oceano, per capire, diciamo, la giusta traiettoria, se colpirà direttamente le isole britanniche oppure se potrà essere deviato su Portogallo, Spagna, Francia, quindi comunque in tutti e due i modi l'Italia verrà colpita dal maltempo a causa di questo uragano. Aspettiamoci che ci sarà un po' di tempesta da domenica in poi, quindi non causato dal meteo ma bensì dall'uragano, quindi da quello che arriverà dall'uragano che sta camminando vicino alle coste, diciamo, dell'Europa. Quindi in effetti sarà un'azione diretta, diciamo, dell'uragano, quindi come regola doveva essere bel tempo nel finale di questo mese, ma grazie a questo uragano il meteo è saltato, nel senso che le previsioni non sono più quelle che avevano detto in effetti, perché sarà l'uragano a portare il maltempo. Sì, sì, ieri sera ho fatto il video da mamma quando l'aveva tagliata e l'aveva messa, diciamo, nel contenitore, quindi poi dopo la vado a prendere, quindi adesso le metteva nelle vaschette d'alluminio e le dava una per ciascuno, diciamo, a me, a Enzo, a Camillo, quindi le divideva fra di noi.
Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Oggi il tempo ugualmente sarà nuvoloso e soleggiato, quindi niente pioggia. Anche domani sarà così. No, no, dopo lo vado a prendere da mamma, quindi ancora non... Ieri non me l'ha data, ha detto che doveva riposare, quindi la vado a prendere dopo. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, ci sentiamo dopo con qualche altro video che ho visto che ieri hanno detto su a TG5 il fatto degli alieni che anche uno mi ha detto che anche TG5 ne ha parlato, quindi ci sentiamo fra poco per quest'altro video ragazzi, ci sentiamo tra poco comunque. Ciao a tutti ragazzi. Un attimo, innanzitutto ragazzi voglio ringraziare questa foto che mi è stata data da Astrospace, un ragazzo che è amico di Stella Nova. Questa foto lui è un grafico e voglio ringraziarlo per questa foto che mi ha dato, che così la posso fare per il meteo, quindi lo ringrazio vivamente per questa foto che mi ha regalato. E Gianluca, sai che cos'è? Un po' anche i cambiamenti climatici in effetti, capisci? Quindi diciamo che i cambiamenti climatici stanno un po', diciamo, cambiando la situazione, quindi ci sta da aspettarsi che prima o poi forse capiterà anche a noi, quindi non è detto, non è mai capitato come hai detto tu, però secondo me questi cambiamenti climatici possono influenzare. Sì, sì, la foto è bella, me l'ha dato questo gruppo che fanno gli astronomi, questo ragazzo che si chiama Astrospace, che è un amico di un nostro amico iscritto, Stellar Nova, e lui fa il grafico pubblicitario. Sapeva che io poi facevo i video, mi avevano invitato più volte sul canale astronomico, poi sono andato, in effetti, così scambiamo notizie e tutto, notizie astronomiche, alieni, queste cose qua. Ho mandato delle foto per vedere se erano pianeti, se erano che mi aveva mandato un ragazzo, diciamo Marco Greenway, e quindi diciamo mi hanno regalato queste foto. In effetti ho avuto 3-4 foto. Questa è una delle tante che questo ragazzo mi ha regalato, quindi di solito le vado a prendere su Pixabay perché sono senza copyright, ma così sono più bellille, anche sono pure più fatte bene, sono un po' belle, sono belle comunque, a me mi piacciono. Quindi il pianeta col sorriso, la scritta, quindi questa qua come sfondo quando faccio le previsioni meteo mi va bene a me. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo col video delle notizie, quella là degli UFO, e ci sentiamo fra poco. Sì, sì, questo è un ragazzo che fa il grafico pubblicitario, quindi è il suo mestiere, quindi lo fa di mestiere, a parte che fa l'astronomo, quindi in effetti ha la passione per l'astronomia e fa il grafico pubblicitario. Se colpisce l'Italia, sì, l'Italia è tutta costa, penso proprio di sì. Se arrivi in Italia, pensa che l'Italia è tutta costa, tra Sardegna, Genova, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia. Poi dall'altra parte è uguale, poi non cambia nulla. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo con un altro video. Ciao a tutti.